Buongiorno cari amici e benvenuti anche questa sera in una risposta veloce a una mia amicizia o a una persona che ha visto il video sulla terra piatta e 3 giorni di buio, no? Il signor Logo-X mi dice: mi scusi, ma mi pare chiaro che lei di terra piatta non ne sa una fava, la prova è schiacciante, il riferimento della New Age. La terra piatta è una scienza e i ricercatori indipendenti della terra piatta sono scienziati che portano prove oggettive, non sogni notturni. Allora, parliamoci chiaro, la terra piatta fino al 1200-1003 era una legge dello Stato, cioè dello Stato Chiesa, della Chiesa Stato, che praticamente se uno andava in giro a dire guarda che la terra è rotonda, ciao Maria Gesualdo, grazie, buonasera. Perché se la terra è rotonda, chiamavo Gigi, vai a chiamare il sacrestano, prendevano un palo e li impalavano tutti. Quindi diciamo che, ciao Maurizio Antonio, grazie per avermi salutato. Quindi diciamo che fino al 1100-1200 le donne non avevano un'anima per la Chiesa di Stato e chi andava in giro a dire che ha sognato che la Terra era rotonda lo impalavano, no? Lo impalavano, quindi diciamo che per un bel periodo l'umanità ha sempre creduto che la Terra fosse piatta e ogni persona che... ai tempi non c'era la New Age, c'era la Chiesa di Stato che bastava. Ciao Vera, grazie di avermi salutato. Quindi diciamo che per un bel po' di tempo molti hanno creduto o per ignoranza o perché non sapevano leggere, perché bisogna anche capire una cosa, se noi andiamo indietro di 90 anni, la maggior parte delle persone viveva fino a 30 anni, a 20 anni il cervello non funzionava più perché non c'erano più le vitamine, il cibo e quant'altro, erano senza denti e diciamo che mediamente una persona nella vita, diciamo se andiamo indietro di 150 anni, stiamo più elastici, e mediamente nella vita una persona conosceva 200 persone, viveva nel suo villaggio e non andava mai nell'altro villaggio. Praticamente vive una cosa così. Quindi uno gli poteva dire che la terra era piatta o rotonda, che lui proprio non gliene fregava niente perché non riusciva ad arrivare alla fine della giornata perché semplicemente non c'era cibo, no? I più fortunati, i più intelligenti riuscivano a mangiare e sopravvivere. E ipotizziamo che anche fino a 200-300 anni fa la gente era convintissima che la Terra era piatta, un po' perché era ignorante, un po' perché non conosceva nessuno. Voi pensate che oggigiorno, in una settimana, se voi vi impegnate, 200 persone su Facebook potete almeno contattare. 150 anni fa, 200 anni fa era impossibile. Chi è stato nel passato, visto che a Parigi, no, nel tempo di Maria Antonietta, no, quella delle brioche, la gente moriva tranquillamente per strada di fame, di lamenti, la gente passava. Adesso questo Logo X, questo signore Logo X mi dice appunto che io di terra piatta non ne so una fava. Allora, il Marietto dice solamente una cosa chiara per tutti, che quando è uscito in astrale nei sogni, a 15 anni, la prima volta che ho visto che sulla Luna a terra, quando guardavo, era bella rotonda, e un'altra cosa che dico che sotto la Luna ci sono dei campi di concentramento da almeno 300 anni. Chiaramente non sono andati su quelli che vivevano fino a 20 anni e non avevano, buonasera Doris, e non avevano il cibo e non avevano conoscenze ed erano ignoranti per neanche leggere e scrivere. E dovete anche pensare che una volta uno che abitava in un paese lontano di 10 km, aveva un altro dialetto, quindi neanche avevano la possibilità di comunicare. Poi altre volte il Marietto, no, è andato anche addirittura col capitano degli Alpini di Torino a parlare con dei pianeti, proprio a parlare perché sono entità vive, no? Il problema cos'è? Che fino a qualche tempo fa tutti sapevano che la Terra era piatta, perché il primo che si alzava, che diceva che era rotonda, come si suol dire, veniva impalato, no? Poi agli altri passava la voglia di dire che era piatta, che era rotonda, chiaramente, no? Oggigiorno invece, no, sapete, quando si sa inventare qualcosa di nuovo, si inventa sempre qualcosa di vecchio, no? Cioè, il fatto di riuscire a capire, no, che la Terra è rotonda non è una cosa acquisita, è una cosa che avrà massimo 80-90 anni. Prima le persone non sapevano neanche che esisteva la Terra, conoscevano al massimo il paesano o la paesana del paese vicino. Poi è chiaro che c'erano più evoluti, più eruditi, una piccola fetta di persone che non moriva di malattie, che riusciva ad andare avanti, come si suol dire, con le sue
con le sue possibilità e ha spinto gli altri, no? Ho già parlato di Dante, che faceva parte di un gruppo misteri con fedeli d'amore, che poi si è trasformato in Rosa Croce e in massoneria, non quella deviata, ma quella buona. No? Quindi, quando il logo X, come si chiama poi questo signore, mi fa presente che non conosco una prova della Terra piatta, vi faccio presente che per millenni la gente pensava solo che la Terra fosse piatta. Il fatto che la Terra è rotonda è una conquista, no? Come il fluoro nell'acqua. La gente ha incominciato a dire il fluoro fa male al cervello. Provate a guardare nei paesi asiatici dove non c'è fluoro nell'acqua. Poi me lo venite a dire cosa vuol dire. Sapete, quando ero piccolino abbiamo fatto una discussione con il capitano di Torino. Io dicevo che il petrolio inquinava e il capitano di Torino diceva che il petrolio aveva dato una spinta all'umanità eccezionale per via dell'energia. Adesso con 60 anni capisco che aveva ragione, no? Quindi il fatto che ci sono tutti scienziati quelli che dicono che la Terra era piatta, diciamo che è piatta, no? Non è che è una novità, sempre si è detto che è piatta. Il problema è proprio quelli che dicono che è rotonda e che negli ultimi 150 anni, diciamo così, la popolazione ha potuto studiare, che è uscito in astrale e tornando indietro non ne viene più impalato, e adesso ci troviamo un manipolo di persone, no? Che vuole ancora far tornare nella Chiesa, cioè i concetti di base che la Terra era piatta dalla Chiesa di Stato, di quando diceva che la donna non aveva l'anima. No? Quindi chiunque è uscito in astrale vi dirà che la Terra è rotonda e che i pianeti possono parlare se vogliono e che sulla Luna ci sono i campi di concentramento, che in Siberia. Però se uno non ha le competenze e le conoscenze, può tornare nel 1100 a dire oggettivamente, come diceva il signore lì, che la Terra è piatta. Vi dico che 300 anni fa, se uno andava in piazza a dire che la Terra era rotonda, lo portavano al manicomio, non lo impalavano più. Quindi io non voglio creare, come si suol dire, mh, le solite cose un pochettino, sapete, no? Come le partite di calcio, che tutti stanno lì a dire, perché a me fondamentalmente non viene in tasca niente ad accendere gli altri, però mi dispiace che la gente voglia ancora tornare al classico potere della Chiesa di qualche anno fa che diceva che le donne non avevano l'anima, che la terra era piatta e che i re magi seguivano la stella cometa. No? Cioè, bisogna un po' uscire da queste cose stereotipate e riuscire a capire che chiunque esce in astrale sa benissimo, e poi non vi racconto altre cose, cosa c'è dentro la terra e via dicendo, perché questa cosa qui poi dopo. Quindi lasciamo stare tutti quegli scienziati che continuano a dire che la terra è piatta, se volete sono contenti loro, lasciamoli parlare, ma il Marietto dice che la terra è rotonda. E non capisco niente proprio di terra piatta, proprio perché tutte le volte che ho potuto vedere com'era la terra, io l'ho vista bella, rotonda, e l'ho visitata in tempi non sospetti, che non sapevo neanche che dicevano nel 1100, 1200, 1600 che la terra era piatta o rotonda, no? Come diceva quel tale, eppur si muove. Quindi, cari amici, se volete scrivere dei commenti intelligenti sotto i video del Marietto, scrivete però, capite anche voi, cioè, vi faccio un altro esempio, c'era un tipo, tempo fa, un bravo ragazzo, un ricercatore che continuava a parlare delle scie chimiche. È stato uno dei precursori che lo spiegava, andava ed era anche intervistato a destra e a sinistra dai vari telegiornali, roba del genere, no? Quando nessuno ancora pensava che esistessero queste scie chimiche, portava prove oggettive ed era chiaro che le scie chimiche esistevano, no? Eppure un padre e un figlio sono partiti da 60 km di distanza per andargli a bucare le gomme e strisciargli la macchina con le chiavi. Cioè, capite che noi viviamo in un mondo in cui c'è il libero arbitrio e quindi certe persone, certe cose. Io non voglio iniziare guerre sante, che la terra sia piatta o rotonda, cioè che la terra era piatta per la Chiesa di Stato, lo è stata fino al 1700, cioè è solamente negli ultimi 150 anni, i più evoluti, i 300, diciamo proprio quelli che erano in gamba, che dicevano che era rotonda. Adesso qui si vuole far tornare le persone nel Medioevo, capite che la cosa non funziona, no? Tutti quelli che sono usciti in astrale hanno visto che la cosa era rotonda, no?
e chi tornava indietro nel 1100, nel 1200 lo diceva, e Gigi porta qui il palo che lo impaliamo, e dopo ritornava a piatto per tutti, non c'era bisogno di ricercatori scienziati indipendenti, no? Era solo questione di pali e fuochi. Quindi il maretto ha voluto rispondere a questa signora che molto gentilmente ed elegantemente mi ha spiegato che ci sono ricercatori indipendenti, no? Che praticamente di indipendenza hanno solamente come si dice, il perpetuare il meccanismo della Chiesa di Stato che per 1700 anni ha continuato a dire a tutti che la terra era piatta. Il primo che si alzava la mattina a dire che era rotondo e Gigi porta qui il palo che lo impaliamo e dopo diventava piatto di nuovo, capite? Quindi non perdiamo tempo in queste diatribe, non fatemi dire sempre le solite cose. O le persone sono diversamente intelligenti o sono sagge e le cose le capiscono senza farmi ripetere cose. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.